Ha festeggiato così Rossella Cendroni il secondo mandato da sindaco di Silea, oggi pomeriggio al centro Tamai. Non solo la riconferma, ma anche il 70% dei consensi che staccano completamente gli altri due candidati, espressione del centrodestra che qui in riva al Melma ha deciso di correre diviso. E qui c'è anche un dato politico, con Pierantonio Conte, candidato di Fratelli d'Italia, che con quasi il 17% dei consensi supera Lia Spolverato, la candidata sostenuta dalla Lega che si ferma al 12,45%. È anche un tramonto della politica? Il tramonto di quella che è la politica fatta di partiti tradizionali e piuttosto il trionfo di quella che è la buona amministrazione. Questo impone sicuramente una riflessione su quella che è i bisogni delle persone e su che cosa le persone si riconoscono. Altro dato riguarda l'assenza alle urne. A Silea un cittadino su due non è andato a votare. È un dato che fa riflettere, perché non posso pensare che un cittadino su due che domani mattina trovo fuori dal municipio non abbia espresso il suo voto per le amministrative. Per la Cendron tutti i segnali chiarissimi di cosa potrebbe accadere alle politiche del prossimo anno. Dobbiamo tornare ad aggregare anche sui temi politici, perché i temi politici sono percepiti come troppo distanti. Nella riconferma i progetti per i prossimi 5 anni. Si ricomincia sicuramente da quelle che sono le criticità legate alla viabilità del comune di Silea e soprattutto alle strade urbane, si ricomincia da quella che sono la riconnessione di tutte le piste ciclabili e la mobilità sostenibile a Silea in via di completamento, si ricomincia dalle zone di degrado, quindi parliamo di Chiariforti, ex Sabina e altre zone significative. Noi abbiamo chiari quelli che sono i nostri obiettivi, soprattutto puntando a uno sviluppo del territorio che coinvolga tutti gli operatori economici.